e ti prometto amore che non sarò per te né una donna né un uomo e tantomeno un ruolo né un gioco di società. Allora, ciao, io sono Luigi Mariano, sono un cantatore salentino di Galato in provincia di Lecce, però vivo a Roma da 20 anni. Ho iniziato a suonare nelle cantine come tutti i 17-18 anni, insomma, appassionati di musica. Poi dopo un po' mi sono trasferito a Roma e lì, girando per i locali, ho cominciato a scrivere tantissime canzoni che poi sono rimaste nel cassetto per tantissimo tempo, anni e anni e anni. A un certo punto poi ho iniziato a prendere coraggio, ho cominciato a suonarle dal vivo queste canzoni a Roma e anche in altri posti, fino a che qualche tempo fa, esattamente un anno e mezzo fa, ho avuto questa opportunità bellissima di realizzare questo mio primo CD che finora mi ha portato molta fortuna, che si chiama Asincrono, è uscito il 30 aprile del 2010 e veramente mi ha lasciato entusiasta per quanto riguarda i consensi che ha avuto questo CD, recensioni bellissime su quotidiani nazionali, riviste musicali, che poi sono veramente la linfa che ti dà la forza di andare avanti e di credere sempre di più in quello che fai. Quindi questo è il mio percorso, poi naturalmente ci sono state tantissime esperienze live, tantissimi concorsi. Quando sento parlare di musicultura da talmente tanto tempo che forse avrei dovuto iscrivermi anche prima a questo concorso, tanti miei amici l'hanno fatto, sono molto contento di essermi iscritto e devo dire che non ha tradito le attese perché finora ho ricevuto un'accoglienza spettacolare da parte veramente di tutti. Quindi veramente tutto il bene che si diceva di questo concorso è reale. Sono stato accompagnato questa sera alla batteria da Dario Esposito, con cui collaboro da 4 anni e che abbellisce le mie canzoni. Io avevo proprio bisogno di un batterista così eclettico perché il genere che faccio spazia un po', dall'ironico un po' all'impegnato, all'intimista, quindi ho proprio bisogno di musicisti abbastanza elastici ed eclettici. E poi alla mia destra Gianni Don Vito, detto Don Nigio, che oltre ad accompagnarmi al basso elettrico ai cori realizza anche moltissimi miei videoclip. Uno l'abbiamo realizzato con taglio molto ironico, Il giorno no, e adesso ne stiamo facendo un altro con stop motion, con i pupazzetti di Pongo, molto belli. Qua manca il nostro pianista, oggi ho dovuto suonare io il piano, Michele Amadori, però chissà, ci sarà un'altra occasione. Vi saluto, ciao. Non sono come te, papà, non amo le luci e resto nell'ombra confuso in questa nera fuliggine che mi imbratta la faccia, le mani, mi rende diverso da quello che sono, umiliato nella sua solitudine. L'Oriente, l'Oriente, non sono come te, papà, non amo le macchine, di notte scrivo canzoni, poesie e a volte parlo con gli angeli. Puntavi su di me, lo so, e non volevo deluderti, ma la mia mente era altrove, più lieve, come un pensiero già libero. Volò inabissandomi fra muri d'aria e cielo, e nel silenzio troverò complicità. Io la volevo da te, papà. Grido, sale un rimorso nella gola mentre cado, ma in questo viaggio io forse avrò più dignità. Io la volevo da te, papà.
io la cercavo da te. Non sono come te, papà, non amo dirigere e non sono una guida a cui il popolo affida ogni sua greve inquietudine. Non parli mai di me, lo so, te ne vergogni. Rimarrò ad aspettare un sorriso sul viso per raccontarti i miei di sogni. L'Oriente, l'Oriente, la mia idea più affascinante fra tante, la mia fuga dal presente, eccitante, ammaliante, struggente, innocente, ma inconsistente. L'Oriente, 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 come un sole si sprofonda all'orizzonte, incapace di riempire questo niente, di sorreggere queste braccia come ali di un aliante, libratesi da un ponte, da un ponte. Volo inabissandomi fra muri d'aria e cielo, e nel silenzio troverò complicità. Io la volevo da te, papà. Un grido, sale un rimorso nella gola mentre cado. Ma in questo viaggio io forse avrò più dignità. Io la volevo da te, papà. Io la cercavo da te. Ma in questo viaggio io forse avrò più dignità. Io la volevo da te, papà. Io la cercavo da te. Grazie.